Questa sera siamo testimoni di un avvenimento eccezionale. Little Park per una notte. Cos'era Little Park? Era semplicemente la discoteca. Migliaia di giovani sono cresciuti con la sua musica, beat, pop, disco e oggi techno e house. Ma lo spirito che imperava è rimasto tale quale. Divertimento, voglia di partecipare, di stupire. In questa sala sono nati amori, mode, sono transitati migliaia di persone, ognuna con la sua storia. Stasera un gruppo di splendidi 40-50enni hanno voluto rivivere quegli anni 70, 80, 90 con la stessa voglia di divertimento e con qualche chilo in più. Andiamo! Tu resisti da una vita, sei ancora appassionato di questo mondo. Cos'è che ti resta e cos'è che ti ricorda gli anni 70-80? Chiaramente ricorda i periodi soprattutto musicali in cui io ancora lavoravo in discoteca, anzi sono nato in discoteca e quindi siamo legati un po' a quell'epoca, ma non è solo una questione di nostalgia, è questione, credo io, dal mio punto di vista, di musica, cioè quando è nata la musica la discoteca dopo il periodo della balera, questa metamorfosi dalla balera a discoteca, io sono nato in quel periodo, quindi da lì credo sia nata il modo di divertirsi in questo genere di ambienti, insomma. La differenza sostanziale ai nostri tempi le paste erano queste, fatti vedere, no, da non confondere con le paste di altra generazione. No, volevo dire che se sta nascendo tutto questo è colpa sua. Allora, su Sandro sei stato uno dei promotori di questa serata che si sta preannunciando eccezionale, tutto pieno e Tiziano diceva è giusto riprendere a un orario sano e umano. Esatto, è quello che vorremmo diffondere ai nostri figli, vedere come i loro padri, i loro genitori si divertivano lo stesso facendo orari come quello che abbiamo ottenuto adesso, e vedo che il successo, almeno per adesso, è buono. Sai cos'è il comune denominatore? Adesso Tiziano è andato via, ma siamo tutti, il comune denominatore, siamo tutti fondamentalmente pelatissimi. Sì, purtroppo, ma lo spirito non è cambiato, guarda, lo spirito è sempre quello. Lasciateci almeno quello. Tu selezionavi ai miei tempi la più bella musica in assoluto. Che stasera non suonerò perché faremo tutt'altro genere. Comunque cercherò di stare negli anni 70-80 avendo del gusto abbastanza discreto, che non vorrei essere immodesto ma mi contraddistingue da anni e anni e anni e anni. Cosa ti è rimasto di quegli anni? Preferirei non dirtelo perché correrei il rischio di essere impopolare. Però le cose sono cambiate ovviamente, c'è tutta un'altra realtà adesso, tutta un'altra realtà. Noi forse eravamo più spontanei, più umani, più artisti. Allora, un nome e un mito, Giuliano Presto, un DJ anni 70-80, Sì. Come va? Abbastanza bene, il tempo è passato, la voglia rimane, però purtroppo a ognuno il suo tempo. La discoteca chiama pubblico giovane e naturalmente il DJ deve essere giovane, purtroppo è così. Non è che fare il DJ è sempre meglio che lavorare. Anni 70-80 io e te avevamo molti più capelli, però nel cuore siamo ancora fondamentalmente dei guasconi, o no? La parrucca nel cuore. Sicuramente sì, la prova è questa serata che è nata da un'idea di un amico che mi ha coinvolto. Ma perché non facciamo una serata un po' alla vecchia maniera? Io sono sempre stato un po' un precursore dei tempi, no? E secondo me i gestori che riapriranno di nuovo quest'idea, questo modo di far musica ad un orario più umano, forse saranno quelli premiati. Caspita, ma ciao, come ti chiami? Anna, Cioè Diana, di la verità, ma il papà è giovane dentro o no? sì.
when I could spend yours. Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, 4 badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass. Allora, Paolo Pusetti, tu ti sei inventata assieme ad altri, ma probabilmente sei tu la Deus ex machina della serata. È un successo insperato o sapevi che era così? Lo sapevo, speravo e lo sapevo però. Allora, anche a te la domanda, si resta giovani dentro o col tempo un po' di scorza cambia? Si resta giovani dentro decisamente, si resta giovani dentro. Anche lei è un Highlander, ciao. Puoi andare? Arnaldo Cavallari, dove c'è movimento ci sei tu. Tu, l'ho detto un'altra volta, tu sei un bon vivant. O sbaglio? No, beh, anche diciamo, anche quello. No, invece a me piacciono moltissimo queste serate perché hanno degli scopi anche, soprattutto gli scopi benefici. E soprattutto per questa ragione bisogna che quelli giusti del territorio si uniscano come i personaggi che sono stasera per mandare avanti questa filosofia di fare del bene e nel suo tempo ci divertiamo. Il DJ era quello che aveva poi il suo giro particolare. Ti manca? No, sinceramente, guarda. Sei sposato? Sì. Ecco perché dice così. Sono sposato e sono un nonno molto felice. Tu qua ci sguazzi come una trota in un lago di montagna. Ma certo, la giovinezza la vede alla mia età, non quando si è giovani. Oh, belle donne però, No, quelle basta. Ammazza e merita. Christina. Pink. Ritratto della salute, come va? Bene, Cioè, se io dico una che ritratto della salute, sei... meglio, no? Venire qua ci si mantiene sempre in forma. No, io ti faccio i complimenti per il décolleté e questo lo penso lo facciano anche gli altri. Ma secondo te cos'è cambiato rispetto alla generazione che adesso questa sera si esibirà con quei ragazzi di oggi? Tanto, tantissimo. Bisognerebbe venire la domenica pomeriggio per notare la differenza. Tantissimo. In meglio o in peggio? Direi un po' in peggio. Però bevono cose diverse, hanno altri gusti. Complimenti per... Tu sei un Highlander, tu non hai età. Anni 40, 50, 60, 70, 80 e 2000, 90. Quali sono i più belli per te? Ma io voglio pensare questo, che sono quelli che devono venire. Credimi, non avrei mai pensato di raggiungere questa età ed essere ancora così carico, con voglia, eccetera, pieno di gioia di vivere. E questo è importante. Io penso sempre che domani deve essere ancora meglio e lo voglio trasmettere a chi di dovere. Ok? Questo è un messaggio, ragazzi, lui non ha età, lui è giovane dentro, ma te lo garantisco io. No, questa è la verità. E ringrazio Dio di aver fatto questo e a tutti i giovani ai quali insegno a correre in macchina, a fare il pane, andare con quelle cose lì, ebbene, io insegno che devono sempre fare il meglio possibile e pensare che domani è ancora meglio. Attualmente non c'è vera musica. Ai miei tempi c'era della vera musica, c'era il funky, c'era la disco, c'era la black, c'era tante cose. Adesso la musica, che poi a quei tempi la musica veniva suonata, veniva fatta, adesso viene fatta sì ma con i computer, quindi secondo me non dà più emozione come una volta. Tiriamo su, lo diamo all'AIL. Che cos'è l'AIL? Allora, l'AIL è l'Associazione Italiana contro le leucemie e gli linfomi. Allora, l'AIL è un'associazione nata circa 35 anni fa e il scopo maggiore dell'AIL è quello per aiutare le famiglie e il maggior modo è per la ricerca scientifica. Noi della provincia di Rovigo aiutiamo per primo il centro leucemie infantili di Padova, perciò la clinica
la clinica oncoematologica pediatrica, e in più stiamo operando per la ospita dell'oncoematologia per adulti di Rovigo. Secondo me tu sei bello impostato, serissimo, però quando comincia poi il ballo no, ti scateni, dai. No, è facile che mi scateni. Beh, mi scateno sì, per forza, in mezzo a tutta questa gioventù. Mi fai un piacere. Mi fai così come c'è l'altra volta, dai. Come? Così come c'è l'altra volta. Cosa ci fai qua in questa festa anni 80 che tu millanti di avere 20 anni adesso? Ho accompagnato la moglie. Che adesso. Però tu fondamentalmente vieni qua la domenica, fai musica techno, house. Sai il look? Sì. Cosa ne pensate di questi adultoni che vogliono ballare anche loro? Perdonate?